Vangelo secondo Giovanni, capitolo 7. Gesù va a Gerusalemme. Dopo tutto che si è fatto, Gesù se ne è per andare a Galilea e non voleva più andare a Giudea perché tutti i giudei lo volevano uccidere. Si avvicinava il giorno che è la festa, che tutti i giudei chiamavano la festa del capanna. Tutti i parenti di Gesù le dicettano: perché non vai pure tu andare a Giudea per la festa? Chiama, muoviti, parte pure tu, perché così pure là tutti i discepoli tuoi potranno vedere i miracoli che sei capace di fare. Quando uno non ci tiene a essere conosciuto, non va mai a cose solo a scusa. Se tu sei capace di fare tutte queste cose, fatta conoscere a tutto il mondo. E Gesù dice allora: iateci voi a questa festa, perché per me non è ancora arrivato chi lo tempo che il Padre mio mi ha fissato per me. Per voi invece ogni tempo è buono, anzi ogni ora è sempre buona. O mondo non può odiare a voi, sta odiando invece a me, perché sto facendo vedere a loro che tutte quelle che loro stanno facendo è solo infamità. Perché sta veriga, iateci voi a quella festa. Io per me non ci posso ancora, perché l'ora mia non è ancora arrivata. A così rispondette Gesù allora e si fermai a pregare in tutta la terra a Galilea. Ma dopo che i parenti suoi erano già partiti, partette pure esse per la festa. Mangiaietta una scusa, perché non voleva che tutta la gente venisse a sapere. In da città di Gerusalemme, tutte le capre giurei, vogliano ascianne, per mare e per terra, e non morendole arrivare, si dicendo l'uno con l'altro: ma dove starà? E come mai non si aiuta pure esse per la festa? A Gerusalemme, per mezza via, tutta la gente non parlava che esse. Certi dicevano esse, chi sta in un sandom, altri invece dicevano in un ruosso imbruglione, e uno che ha uno stomaco che fa festa a gente tutti i giorni. Nessuno però teneva il coraggio di parlare esse innanzi a tutta la gente, perché sapevano assai paura di tutte le capre giudee. Gesù proclama la missione. Quando che la festa del capanna, che durava una settimana, era già arrivata a metà, pure Gesù si è in da città di Gerusalemme. Tra se al tempio e là si mettette a pregare il regno di Dio. E tutti chi li giurei che stavano in da casa di Dio, rimanevano incantati innanzi a tutta la scienza che sceva in da bocca sua. E chi ne meraviglie si dicevano: ma come fa chi sta a conoscere tutte le scritture, se non è mai aiuta a scuola per imparare? E Gesù, rispondendo a loro, ricetta: tutte quelle che io vi sto dicendo non vengono a rindare capo a me, che questa dottrina non è mia, perché viene a Dio che mi ha mandato qua. Se uno fa volere Dio, è capace di conoscere buono, se tutte quelle che io vi sto dicendo, viene a Dio, o so io che sto dicendo tutte queste cose. Chi si fa annanzi parla solo di se stessa, lasciando sulla roglia sua. Chi invece va lasciando la roglia che l'ha mandata, chi dice sempre la verità, e in da essa non ci può stare nessuno inganno. Potete stare sicuri che chi non tiene nessuna intenzione di imbrogliare nessuno. Mosè non varrà per forza la legge, ma che voi sta mettendo in pratica. E mo vi da dire pure perché mi volete uccidere. Tutta che la folla ricetta, perché tu sei un pazzo, tu sei un bussassato e un demonio. E poi, chi te pensa, chi te può uccidere? E Gesù ricetta allora: ma che ha giù fatte male. E Gesù fatto sta buono un povero struppiato che stava tanto tempo vicino a quella piscina. E ha giù fatto questa cosa il giorno di Pasqua. Ha giù fatto un'opera buona e voi vi siete scandalizzati. Mosè non varrà da legge la circoncisione. O veramente non è stato Mosè, perché sono stati padri vostri. E beh, voi non facete circoncidere un uomo e una creatura pure se chi lo giorno è un sabato. E se uno parla per che sta legge Mosè, può essere circonciso pure in 2 giorni di sabato. Perché pensate piano tanto con mica, se ha giù fatto sta buona che lo struppiate proprio il giorno di sabato? Perché sta veriga, non giudicate mai che le capare buone innanzi all'occhio vostri, ma giudicate sempre in da giustizia. La gente aspetta un messia. Certe persone che stanno in due tempio e stanno nelle case in da città di Gerusalemme cominciano a dire: ma chi se non è quello che tutte le capre giudei volevano lasciare per uccidere? E com'è sto fatto? Chi sta parlando ancora popolo in da casa di Dio e nessuno le sta dicendo niente? O vedete che pure le capre giudei hanno accettato che Gesù è chi lo messia che ha da venire in mezzo a noi? Ma poi, quando verrà un messia, nessuno noi potrà mai sapere chi sa dove viene. Noi invece, e chi sa sappiamo pure a dove viene, ricettano di persone. Gesù, che pregava in due tempi, sentendo queste parole, sclamai a voce aiavata: voi pensate a me conoscere, e sapete pure a dove venga.
Avete a sapere che io sono stato mandato qua a Dio. Non sono venuto qua per la capa mia. E chi che mi ha mandato qua dice sempre la verità. Voi non lo conoscete, io invece lo conosco buono, perché sono venuto a essa e è stato proprio di essa chi che mi ha mandato qua. Sentendo queste parole che gli giurei volevano arrestare, ma nessuno di loro aveva il coraggio di le mettere in mano in gol, perché non era ancora arrivata l'ora soia. Con tutte queste, rinda a chi lo giorno, parecchi giurei che le rettano rinda a essa, e l'unico lato si ricevano. Ma quando poi verrà un Messia? Chi le sarà capace pure essa per tutti questi miracoli che sta facendo questo in mezzo a noi? O tentativo di arrestare Gesù. Tutti i farisei, sentendo che a mezzo a quella gente, zitto si ricevono tutte queste cose in cuore a Gesù, s'accordarono in un capo lo prevede e mannarono e guardi per far arrestare Gesù. E Gesù dice a loro: ancora per poco starò in mezzo a voi, perché sto per tornare un'altra volta vicino a chi che mi ha mandato qua. Tanto voi mi arrivate a scianna, ma non sarete capaci di mi trovare, perché dove va chi e voi non potete arrivare venire. E l'unico lato si ricevono, ma dove se ne va che noi non lo potremo trovare più? Gli arrà forza per regà tutta che la gente a breca si trova sparpagliata in coppa terra, rinde pesare e pavana. O gli arrà per regà tutta la gente che sta rinda a Grecia. E poi che poi dice che le parole che avevo fa, ai a noi, voi mi cercarete ma non sarete capaci di mi trovare. E che la di parola, addosso io e voi non potrete venire. Ha promesso lo Spirito Santo. All'ultimo giorno, il giorno più solenne che è la festa, Gesù si sussetta al trindo tempio, a voce assai a auta scramaia. Chi tiene sete venisse a me, e chi tiene fede rinda a me, si mettesse a bere tutta quella sete che tiene la passerà per sempre, perché come dice la scrittura, sciume e acqua viva schizzeranno rindo piette sue. Gesù, dicendo queste parole, parlava a loro lo Spirito Santo, con il Padre suo parria mannato in gola a tutte quelle che avevano creduto in essa. Lo Spirito Santo danno non era stato ancora mannato, perché Gesù non era ancora stato glorificato a Dio. Sentendo tutte le parole, e Gesù rindò tempio, e Dio, certi giurei che stavano in mezzo a quella folla, cominciarono a dire: chi sto veramente un profeta, ad ricevere, chi sto un Messia. Ad ancora cominciarono a dire: po forza o Messia scerin da terra a Galilea. Tutte le scritture non dicono forza come Messia da venire a rinda discendenza di Davide, e rinda città di Betlemme, che è il paese a dove è nato il re Davide. E così nascettano a piccica in mezzo a tutta quella gente, in quella essa. Anzi, certe loro volevano pure far arrestare, ma nessuno di loro tenette il coraggio di mettere in mano in quella essa. O si nedre in quella Gesù. Tutte che li guardano, che i capri piedi avevano mandato per arrestare Gesù, tornarono a rete e si presentarono innanzi ai capri piedi, innanzi ai capri farisei, senza aver arrestato Gesù. E chi sti capi, tutti insieme, facettero una buona cazziata a tutte che li guardi dicendo: ma perché non avete arrestato Gesù e non l'avete portato qua, incatenato innanzi a noi? Ma allora tutti insieme rispondettero dicendo: noi non abbiamo mai inteso nome parlare come parla quest'uomo. Vi siete lasciati a fatturare pure voi? Ricettano i capri privi dei farisei. Forse qualcuno dei capri privi dei farisei ha creduto in essa, fosse maledetto tutta questa gente che non conosce la legge. Nicodemo, uno dei capri del tribunale, e che a poco tempo prima era aiutato a trovare Gesù e notte, senza se far donare tutta la gente, se sussette rinda a chi lo tribunale ricetta allora. Ma la legge nostra non girava che anzi condannare una persona, se prima non mi avete sentito a rinda a bocca sua tutte quelle che essa ha fatte. Tutte quelle che stiamo rinda a chi lo tribunale, invece la ricettano. Forse pure tu vieni a rinda a Galilea. Leggi di buone tutte le scritture e vedrai che nessuno dei profeti è mai venuto a rinda a terra a Galilea. Poi lasciai nel tribunale, ognuno è loro, e se ne tornai a casa sua, per conto suo.